Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3, in questo mercoledì 2 agosto, una data che ha un significato naturalmente nella storia italiana. C'è a Bologna in corso la cerimonia per la commemorazione delle vittime alla strage alla stazione appunto della città emiliana. E poi per quanto riguarda la provincia di Treviso invece il 2 agosto ricorre il triste anniversario della morte di 4 persone al Molinetto della Croda per un evento atmosferico che forse all'epoca sembrava eccezionale e che invece abbiamo visto purtroppo sta diventando sempre più frequente. Una bomba d'acqua, lo ricordiamo, che aveva fatto tracimare il torrente Lierza al Molinetto della Croda, uno degli scorci più fotografati della Marca trevigiana, che quella notte purtroppo in occasione della festa degli uomini a Refrontolo aveva invece seminato morte e distruzione proprio con le acque del Lierza. In regia ci sono Antonio Esposito e Simone Merlo, che ringrazio. Allora cominciamo, andiamo a vedere intanto l'home page del Gazzettino in questa giornata, che punta su un fatto di cronaca di cui parleremo tra pochissimo. L'aggressione sciocca a Rosolina Mare, con un sedicenne della provincia di Padova accoltellato da una banda in spiaggia, ferite da 7 centimetri. Purtroppo continuano sempre più di frequente questi episodi molto violenti anche in località di villeggiatura, come in questo caso la spiaggia di Rosolina. Andiamo giù con l'home page. Venezia, allarme UNESCO di cui si fa un gran parlare in queste ore. Interviene Zanella, una città che ha svenduto se stessa. Il professor Amerigo Restucci dice il segnale è stato troppo secco. Cerca una badante sui social, qui siamo a Sacile, dunque ai confini, oltrepassando i confini del Friuli, ma deve essere solo italiana. L'annuncio scatena una pioggia di polemiche. Tra l'altro, tornando su invece, il Gazzettino punta su una serie di notizie, alcune appunto già note: la morte, lo sapete, della guida alpina precipitata dalla Tofana, e poi questa curiosità, l'attenzione pickpocket che ha fatto il giro del mondo, l'avvertimento anti-borseggiatrici, ripreso anche dalla influencer Chiara Ferragni, che ha fatto su Instagram un post su questo tema. Se andiamo invece sul sito del Corriere del Veneto, ecco, lo apro tra pochissimo, la prima notizia è naturalmente la morte di Chris Abom, il ragazzino di appena 13 anni, investito e ucciso da un'auto pirata a Negrar. La mamma dice: lasciato morire a terra come un cane, perché sappiamo che la cosa naturalmente più struggente di questo terribile fatto di cronaca, oltre alla vergogna di non essersi fermati, non saprei come altro definirla, per soccorrere questo ragazzino, è che Chris poteva essere salvato, sarebbe bastato chiamare subito i soccorsi. Così purtroppo non è andata e si piange la morte di un giovanissimo che aveva tanti sogni, tra cui quello di diventare calciatore. Allora chiederei alla regia di andare a rivedere il servizio con cui la nostra Marta Marangon ha ricostruito quel che è successo in Valpolicella. Avrebbe compiuto 14 anni a settembre, stava rientrando a casa dopo una partita di calcio. Chris Obenga Bom, il ragazzino investito ieri sera a Negrar di Valpolicella nel Veronese da un automobilista che dopo averlo travolto è fuggito. Soccorso dai sanitari del 118, Chris è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove questa mattina è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. La famiglia è originaria del Ghana. Chris, come i suoi 2 fratelli, era nato in Italia, frequentava le medie ed aveva una grande passione per il calcio. Giocava nelle giovanili del Negrar. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità, anche perché si è appreso che il ragazzino probabilmente avrebbe potuto essere salvato se l'investitore avesse subito allertato i soccorsi. Il giovane invece è stato abbandonato a terra prima di essere notato più tardi da un passante. Sconvolto, il sindaco, che conosce la famiglia, da anni residente nel comune, è perfettamente integrata. Lasciato sul bordo della strada con noncuranza fa pensare a dove la società sta arrivando, no? Dove in questo momento insomma, la irresponsabilità delle persone sta raggiungendo dei limiti che non trovano giustificazione.
E nel tardo pomeriggio, dopo ore di serrate indagini, i carabinieri hanno individuato il pirata. È un operaio 39enne del posto. Grazie a dei pezzi del fanale e dello specchietto, i militari sono risaliti al modello dell'auto. Poi, grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza, hanno individuato la targa. L'auto risulta intestata ad una donna, ma in uso al figlio, il quale l'ha usata anche stamane per recarsi al lavoro. Raggiunto dai carabinieri, ha ammesso di essere stato alla guida la scorsa notte, ma non di aver investito una persona. Sull'auto sono però presenti danni compatibili con i frammenti rinvenuti e con l'investimento. Fin qui la tragedia di Negrara. Allora adesso parliamo di eventi atmosferici. Abbiamo accennato prima con l'anniversario del molinetto della Croda. Andiamo a vedere le immagini della tromba d'aria che in moltissimi hanno fotografato, ripreso con il telefono ieri pomeriggio, poco prima delle 18, che si è formata attorno allo specchio di laguna tra Saccagnana e Porte Grandi, mettendo in allarme residenti e turisti. Naturalmente a migliaia sono in queste settimane a Cavallino, Tre Porti e nei comuni limitrofi. Il fenomeno si è consumato fortunatamente in mare, al largo, lo vedete assolutamente ben visibile, non provocando proprio per questo motivo dei danni. Queste le impressionanti immagini che ancora una volta testimoniano di eventi estremi che non eravamo così abituati a vedere nei nostri territori. Altro evento raro si è verificato invece a Venezia. Acqua alta ad agosto si è ripresentata ieri sera con una punta massima di 1 metro sul mare intorno alle 23:20, facendo rivivere per la terza volta in epoca recente. Ricordiamo che le misurazioni ufficiali partono dal 1872. Questo scherzo della natura già osservata appunto nel 1995 e nel 2020. Le previsioni del centro Maree avevano annunciato l'aumento del livello della laguna per ieri sera, complice un passaggio perturbato e un rinforzo di vento di scirocco, e la previsione ha colto nel segno il picco di 1 metro dalle 23:20 alle 23:30. Con queste misure il Mose non è stato comunque attivato, conseguenze si dice solo scenografiche alla fine. Con 1 metro si allaga solo il 5% del centro storico, in sostanza solo il punto più basso, piazza San Marco, è stata sommersa da 10-15 centimetri d'acqua. La basilica, in ogni caso lo sapete, è ormai protetta dalla barriera semovibile di pannelli in vetro e dunque tutto si è risolto, consentendo ai turisti e ai visitatori di fare delle foto fuori stagione dell'acqua alta, ma anche questo è sintomatico e la tromba marina che abbiamo visto poco fa rientra sicuramente in questo quadro che si è formato. Andiamo alla cronaca adesso. Nel Padovano ha perseguitato per mesi una 17enne fino ad arrivare ad aggredirla a martellate. Per un uomo accusato di atti persecutori la procura ha disposto l'arresto. La perseguitava con minacce e offese fino ad arrivare ad aggredirla. Un vero e proprio incubo per una ragazza di appena 17 anni, finito quando, su richiesta della procura di Padova, per l'uomo, un 50enne di Battaglia Terme, si sono aperte le porte del carcere. Gli episodi erano iniziati mesi fa. Ogni volta che la 17enne incrociava l'uomo, per lei erano insulti, anche quando era in compagnia di qualcuno. Inutili tentativi della famiglia di parlare con lui e tentare di far finire la cosa. Per questo il padre della ragazza aveva presentato una querela alle forze dell'ordine. Non domo, l'uomo a metà maggio non aveva esitato a picchiare la ragazza con un martello, colpendola alla spalla e costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dichiarato dai periti capace di intendere e di volere, per il 50enne, che sostenuto davanti ai giudici di non aver fatto nulla, si sono aperte le porte del carcere con le accuse di lesioni personali, minacce, tentate percosse e detenzione abusiva di armi. E dunque torniamo a quello a cui accennavamo prima, i momenti di terrore che sono vissuti in spiaggia a Rosolina Mare, una lite fra ragazzi terminata con l'accoltellamento di un sedicenne. Si tratta di un ragazzo residente nel Padovano, lo abbiamo detto, colpito per ben 6 volte ed è caccia ai responsabili. Una lite scoppiata per futili motivi o addirittura una spedizione punitiva per qualche sgarro. Potrebbe essere questa la motivazione che ha spinto alcuni ragazzi a innescare una rissa in spiaggia a Rosolina Mare, poi sfociata in una vera e propria aggressione. Durante quei momenti di violenza è spuntato un coltello.
Colpito per ben 6 volte, di cui una ferita profonda addirittura 7 centimetri, un ragazzino di 16 anni originario di Padova. Il giovane è stato portato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Sul grave episodio avvenuto tra il 20 e il 21 luglio stanno indagando i carabinieri. È caccia ai responsabili di una rissa che poteva finire in tragedia. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per la banda potrebbero esserci le ore contate. A Tribano invece per un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri che ha causato 2 feriti. Sono passate da poco le 18:30 di martedì quando in via Mazzini a Tribano si scontrano un'auto e un furgone. Nel violento impatto i conducenti di entrambi i mezzi rimangono feriti. Il più grave è l'anziano alla guida dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco prima di essere trasferito in ospedale dal personale del SUEM 118. Ferito anche l'autista del furgone, anche lui portato in pronto soccorso. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Di nuovo nel capoluogo a Padova città perché continuano le indagini sull'omicidio nel quartiere Forcellini. La perseguitava con minacce e offese fino ad arrivare. Qualche problema tecnico forse per questo servizio, un secondo che la regia può ricaricarlo. Vediamo se troviamo il servizio appunto sulle indagini rispetto all'omicidio nel quartiere Forcellini. Vediamo. Si sono rivolti al Tribunale del riesame con la speranza della scarcerazione. I 2 fratelli albanesi, Ilmi e Clinton Rakipai, in carcere con l'accusa di aver ucciso a coltellate il loro connazionale Albert Deda domenica 23 luglio in via Dorighello nel quartiere Forcellini a Padova, al culmine di una violenta lite scoppiata per futili motivi. I 2 sono accusati anche del tentato omicidio di altri 2 connazionali. Il loro legale farà richiesta di scarcerazione al Tribunale del riesame sulla base del fatto che i 2 fratelli sono entrambi incensurati e quindi si escludono motivi legati alla malavita. Inoltre la dinamica dell'agguato ha contorni ancora poco chiari. Ilmi e Clinton erano in minoranza, si sono scontrati contro 3 persone e poi chi ha portato i coltelli usati per l'aggressione. Sono tutti aspetti da chiarire, così come il movente che pare sia riconducibile ad un'ospitalità negata dai fratelli Rakipai ad un connazionale appena arrivato a Padova. La lite è scoppiata all'interno dell'appartamento al 4º piano dove Ilmi e Clinton vivono e dove risultava residente anche la vittima Albert Deda, poi l'agguato nell'androne del condominio. I carabinieri hanno sequestrato cellulare e computer del giovane, la cui salma dovrebbe essere in questi giorni riconsegnata alla famiglia per il rimpatrio e i funerali. Lasciamo da parte la cronaca nera in questo caso, ma rimaniamo nel quartiere Forcellini dove per noi ci sono Valentina Visentini e Cristian Roque Allende, perché la rivoluzione della nuova linea del tram a Padova passa anche dall'abbattimento di alcuni alberi proprio in questa zona. I lavori sono iniziati questa mattina. Buongiorno Valentina, a te la linea. Sì, buongiorno da Padova. È iniziata questa mattina la procedura di abbattimento dei primi 39 alberi lungo la passeggiata Bianchini. Siamo nel tratto della nuova linea del tram, il SIR 3, che collegherà Volta Barozzo alla stazione. In questo tratto compreso tra via Assografi e l'ospedale Sant'Antonio, lungo questa passeggiata 39 gli alberi che saranno abbattuti. Si tratta di alberi, ha detto il comune, che comunque andavano tagliati in quanto molto vecchi e marci, quindi un po' pericolosi. Qui con me c'è Liliana Gori dell'associazione No Rotaie e l'ex parlamentare Rafael Raduzzi. Liliana, voi da sempre combattete contro la realizzazione di questa linea del tram e questi abbattimenti erano una cosa che come associazione volevate evitare. Perché? Sì, a parte che sono 6 anni che raccontiamo il fatto che l'abbattimento degli alberi, che all'inizio si parlava di un centinaio, e il nostro censimento è arrivato quasi a 300 alberi lungo tutta la linea. Solo oggi qui ne vanno giù in questo piccolo spazio 39, ce ne saranno altri che si aggiungeranno nella parte del ponte di Volta Barozzo e lì sono già segnalati almeno 131 tra alberi e arbusti, e la scusante dell'albero malato e quindi bisogna toglierlo purtroppo non regge, in quanto il documento proprio del settore verde lo specificava
dicendo che gli alberi bisogna tagliarli perché il momento stesso che si scava purtroppo si tagliano le radici. Ieri in un videomessaggio il sindaco ha chiesto ai cittadini di avere pazienza per i cantieri che provocheranno inevitabilmente qualche disagio in città, ma dice questo sono propedeutici per una svolta verde, per una mobilità più sostenibile della città che insomma, porterà il tram ad avere anche fino a 20 milioni di utenti l'anno. Allora, intanto abbiamo l'esempio della prima linea, quindi quella che fa la Guizza Ponte Vigo d'Arzere, che effettivamente i disagi si sono protratti anche per 2, 3 e 4 anni, perché questo è stato il tempo che ci è voluto per farlo. Il fatto che devono andare giù perché sono malati e che comunque non era una cosa per dare più green, non vai a devastare un territorio già verde, non vai a togliere del verde pubblico per metterci un mezzo di metallo su una gettata di cemento, perché di quello parliamo, non corre sull'erba sta a fare, corre su rotaie, corre su gomma, corre con la linea elettrica, corre a batterie con tutti quanti i mezzi possibili e immaginabili, non è green. Dicono che sostituiranno gli alberi. Sì, ma metteranno dei ramoscelli come li abbiamo già visti per la città, li abbiamo proprio dietro alla telecamera, ce ne sono 5 che sono stati piantati recentemente, presumo dall'altezza 4-5 anni, di 5 2 sono morti, sono secchi. Questi sono gli alberi che pianteranno e che non potranno mai avere la stessa grandezza di alberi di 20, 30 o 40 anni. Raffaele Raduzzi, lei aveva fatto un esposto all'ANAC per insomma, fare chiarezza sulla ditta che ha vinto l'appalto per la realizzazione del tram. Sì, esatto, io ricordo quando presentai l'esposto oltre un anno fa assieme a Liliana e a tutto il comitato, la giunta minimizzò, disse che era tutto a posto, invece l'ANAC, guarda caso, ci ha dato ragione su tutta la linea e adesso il comune dovrà fare ricorso al TAR, quindi spendere altri soldi dei cittadini per questa sequela legale. Oggi ci troviamo qui in questa passeggiata a vedere e a toccare con mano come intendono l'ecologia a Padova, cioè con la motosega, cioè buttando giù 39 alberi sani che sono i primi di oltre 200 e questa evidentemente è l'idea di ambiente che ha una certa parte politica, diciamo così. Dunque, nonostante il videomessaggio di ieri del sindaco che invitava un po' i padovani ad avere pazienza, le polemiche riguardo a questa realizzazione di questa nuova linea del tram non si placano, mentre i lavori in questa estate 2023 entrano nel vivo per consegnare l'opera verosimilmente entro il 2026. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie ai tuoi ospiti. Allora continuiamo a dar voce ai cittadini perché dovrebbe essere pronto in diretta da Venezia invece Filippo Fois, eccolo qua, lo vedo perché si parla di movida a tratti anche pericolosa oltre che molesta ed è nato un comitato, è così Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È proprio così, i numeri del turismo a Venezia, lo sapete, sono enormi, si parla di almeno 20 milioni, se non 24 milioni di passaggi all'anno. Per ogni residente rimasto a Venezia ci sono 21 turisti e per ogni residente ci sono 30 bar. Questi 30 bar spesso chiudono molto tardi, fanno molta confusione, chiaramente con tutto il passaggio che c'è. Le persone che vedete in mia compagnia sono alcuni rappresentanti di un comitato danni per movida che si è formato pochi giorni fa, si chiamano Martina Zennaro, Valerio Bonicelli e Alessandro Rizzardini. In pochissimo tempo voi avete già avuto tantissime adesioni. Io vi chiedo com'è la situazione dalle vostre e che cosa intendete fare? Beh, intanto dimostrare, far capire qual è il problema di questa città, che la città è piena di confusione, casini, urla dalla mattina alla sera e specialmente di notte abbiamo il diritto di poter dormire in pace. Non si può pensare che alle 11, mezzanotte, all'1 la gente possa gridare, sentire musica, tutto quanto. Uno deve essere a casa, stare tranquillo, poter leggersi un giornale, poter leggersi un libro, poter guardare la TV in maniera tranquilla. Noi chiediamo che gli esercenti specialmente abbiano la sensibilità e il rispetto per le persone, almeno quei pochi veneziani che sono rimasti a vivere in questa città.
Gli esercenti sono centinaia, più o meno sono quasi quanti gli ultimi residenti rimasti. C'è stato un nuovo regolamento comunale che è stato molto pubblicizzato, nel senso che hanno detto adesso si è dato un giro di vite alla Movida perché c'è l'obbligo di non fare più musica fino alle 23, di chiudere alle 2. Vi soddisfa questo regolamento? Allora, noi abbiamo l'impressione che il provvedimento derivi dalla presa d'atto delle due sentenze, una della Cassazione di Brescia e una del Tribunale di Venezia, che praticamente impongono responsabilità agli amministratori pubblici. Per cui il provvedimento che è stato fatto è un provvedimento secondo noi assolutamente inadeguato, illeggibile e irricevibile, soprattutto perché dà dei punti fissi che sono assolutamente... Cos'era successo? Che cosa è successo? Com'è che si è finito in tribunale? In tribunale sono una coppia di coniugi piuttosto anziani che abitano sotto un locale che praticamente, io non sono presente quindi posso solo dire quello che si dice, che metteva musica, che faceva confusione, poi gli avventori sono senza alcun controllo, per cui tirava tardi, queste povere persone non potevano vivere la tranquillità della propria casa. E noi diamo la massima solidarietà a questa coppia. A questa coppia, sì. Anche perché poi ci sono state parecchie polemiche. Esatto. Certo, se anche voi non escludete, avete inviato una lettera all'assessore alla sicurezza pesce, all'assessore al commercio Costalonga, nella quale non escludete di adire alle vie legali comunque. Intanto attendiamo un incontro con i due assessori, al quale incontro noi andremo molto volentieri, a patto che l'ordinanza venga momentaneamente sospesa, perché un'ordinanza che fissa un orario di chiusura che già non è umano alle 2 di notte, ma però che lo faccia solo per alcune zone di Venezia, quando la Movida è dappertutto, è una cosa a dir poco assurda. Perciò andremo ben volentieri se questa ordinanza, che è in fase sperimentale perché fino al 27 agosto viene momentaneamente chiusa e rivista, almeno per inglobare l'intera città, e comunque contrasta col nostro diritto al sonno, al riposo, che va un po' prima delle 2 di notte vagamente. Se il giorno dopo dobbiamo andare al lavoro, dormire dalle 3 alle 6 credo che sia impossibile per qualsiasi essere umano. Aggiungiamo che tra le persone che abitano ci possono essere dottori, avvocati, insegnanti, operai. Non è umano, bambini, non è umano. E anziani come noi. Ecco, questo lo diciamo soprattutto per, adesso lei l'ha ricordato giustamente, quando si parla di Movida, soprattutto di fatti di violenza e di spaccio, si citano 3 luoghi che sono fondamentalmente degli Ormesini, il mercato di Rialto e Santa Margherita. In realtà oramai voi dite, e dai numeri che vi abbiamo dato prima lo potete capire, che la Movida oramai è dappertutto in tutta Venezia, per cui non si può più fare un'ordinanza solamente per una zona circoscritta. Io direi che qui da Venezia è tutto. Lina, ti restituisco la linea. Filippo, grazie ai tuoi ospiti per questo spaccato anche relativo alla città. Andiamo a vedere, prima di lanciare il prossimo servizio, vi leggo un aggiornamento sulle condizioni dei 2 operai che sono precipitati dal tetto di un'azienda ieri pomeriggio a Ponzano Veneto. Gli aggiornamenti dall'ospedale di questa mattina parlano di 2 situazioni differenti. C'è un operaio che è più grave, è tuttora in terapia intensiva, sono in corso accertamenti, la prognosi è strettamente riservata, mentre ci sono notizie un po' più rassicuranti rispetto all'altro operaio, stabile in medicina d'urgenza e ne avrà però, pensate, per un paio di mesi. Entrambi hanno riportato un politrauma con fratture multiple, cadendo da un'altezza di 8 metri dalla copertura di questo capannone su cui stavano montando dei pannelli fotovoltaici, e la copertura ha ceduto sotto i loro piedi. Sentiamo. È cascato giù? È andato giù, non so dopo il motivo, perché se sono saliti sopra o cosa.
La copertura del capannone ha ceduto sotto i loro piedi, il drammatico volo da un'altezza di 8 metri, l'impatto al suolo. Sono ricoverati in condizioni gravissime all'ospedale Cafoncello 2 operai della ditta Soladria di Adria nel Rodigino, precipitati dal tetto del capannone dell'azienda Carniato di Via dell'Indipendenza nella zona industriale di Paderno di Ponzano Veneto. L'incidente è verso le 16, mentre i 2 operai stavano lavorando al posizionamento di pannelli fotovoltaici. Non posso parlare qua. E installate pannelli fotovoltaici? Sì, ma mi piace, non posso dire altro, è successo per mai per i miei colleghi e mi interessa quello adesso. Grazie. I 2 feriti sono un 21enne di Rosolina e un 56enne di Porto Viro, trasportati al pronto soccorso dall'elicottero di Treviso Emergenza. Sul posto vigili del fuoco, ispettori dello Spisal e carabinieri che hanno sentito i colleghi in lacrime. L'impresa tra l'altro era uscita nei giornali 15 giorni fa, perché il titolare, che è mancato 3 settimane fa, aveva ceduto nel 2012 l'azienda ai dipendenti, quindi era un'azienda, una di quelle in cui il rapporto tra dipendenti e titolare andava oltre il lavoro. Insomma, sfortunatamente non sono stati pagati bene da questo gesto di bontà, è stata una sfortuna, poi è chiaro che la Spisal farà le proprie indagini. Da Ponzano saliamo in quartiere del Piave, Col San Martino, perché sono in corso indagini da parte dei carabinieri forestali per chiarire la causa del rogo che ha interessato ieri nel pomeriggio un'area di circa 50 metri quadrati. Giunti con 5 operatori, dunque i volontari hanno circoscritto prima e poi spento il rogo. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha chiamato il numero di servizio antincendi boschivi. Le 2 squadre hanno operato sul posto per circa 4 ore. La bonifica è stata terminata alle 21. Tempestivo l'intervento dunque delle squadre dell'AVAB che ha impedito che il rogo si propagasse al bosco vicino, e sappiamo quanto pericoloso è, anche se piove, anche se il clima è umido, anche se lo sappiamo, non ci sono le condizioni che abbiamo visto in Sud Italia, sappiamo quanto pericolose possono essere queste situazioni. Con la cronaca ci spostiamo nel Vicentino, partiamo dal blitz dei carabinieri in alcuni esercizi commerciali della provincia, scovati 3 lavoratori in nero e gravi inadempienze in materia di sicurezza. 4 esercizi commerciali sospesi e sanzioni per oltre 140.000 euro è il bilancio dei controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Vicenza nel settore del commercio e della ristorazione effettuati in alcuni comuni della provincia. Le indagini ispettive erano mirate alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute di clienti e lavoratori e della repressione e contrasto al lavoro sommerso. Assieme ai colleghi del comando provinciale, gli uomini dell'Arma hanno effettuato verifiche in 4 esercizi commerciali tra bar, ristoranti e rivendite di casalinghi a Chiampo, Noventa e Schio. 3 i lavoratori in nero scovati dai militari, oltre ad aver riscontrato una serie di gravi inadempienze di carattere penale, come la mancata formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la redazione del documento di valutazione dei rischi e le scarse condizioni igieniche dei locali. Per questo, oltre alle sanzioni, i 4 responsabili d'azienda sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. In città a Vicenza ora spacciava in auto un pusher straniero arrestato dai carabinieri, a tradirlo un gesto d'intesa coi clienti che ha attirato l'attenzione dei militari. È stato arrestato in flagranza di reato un pusher 30enne di origini nigeriane bloccato in via Rattazzi dai carabinieri del nucleo radiomobile. L'uomo, domiciliato in città ma irregolare in Italia, era a bordo di una vettura condotta da un connazionale. Un gesto di intesa con un passante ha insospettito i militari che hanno seguito la vettura fermando gli occupanti. Lo spacciatore aveva con sé 21 dosi di marijuana e 450 euro probabili provento di spaccio. Altri 16 grammi della stessa sostanza sono stati poi rinvenuti nell'abitazione dell'uomo, già gravato da precedenti e sottoposto alla misura in prova al servizio sociale. L'udienza di convalida ha confermato il fermo, collocando lo spacciatore agli arresti domiciliari.
Ora una notizia battuta poco fa dalle agenzie, perché la Guardia di Finanza di Rovigo ha eseguito su disposizione della Procura Polesana un sequestro preventivo di beni a un SRL Rodigina per l'importo di circa 1.200.000 euro come provento di riciclaggio di illeciti profitti derivanti dalla creazione e la successiva cessione di bonus edilizi non dovuti e in particolare dei bonus facciate. L'indagine finanziaria è la prosecuzione delle attività investigative che nello scorso maggio avevano portato a misure cautelari personali di 3 persone e al sequestro di altri 2 milioni di euro per truffa aggravata e autoriciclaggio nei confronti di indagati che hanno agito attraverso lo schermo di 3 diverse società dopo aver confezionato deleghe apocrife a firma di ignari proprietari di immobili. Parliamo proprio di questo tema col servizio realizzato dal nostro Federico Fusetti. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per 2 milioni di euro collegati a 2 società con sede a Padova e all'imprenditore accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli accertamenti dei finanzieri padovani hanno fatto scoprire un presunto meccanismo di frode messo in atto da imprenditori del settore edile, comunicando all'Agenzia delle Entrate la sussistenza di 2 milioni di euro di crediti d'imposta ritenuti invece inesistenti per lavori mai effettuati e collegati al bonus facciate. È emerso infatti che le società risultavano senza strutture, risorse e mezzi per la realizzazione dei presunti interventi edilizi a favore di oltre 20 persone residenti in diverse province italiane e ignare della procedura attivata a loro nome, che hanno dichiarato di non aver commissionato i lavori e di non conoscere le imprese coinvolte. Tra poco altra cronaca, altri collegamenti, intanto ci fermiamo per qualche istante. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo mercoledì 2 agosto. Allora facciamo un salto a Padova, dovrebbe essere pronta la nostra Chiara Gaiani perché cittadini e commercianti, lo sapete tutti bene, sono alle prese con l'aumento continuo dei prezzi. Li ha sentiti poco fa proprio Chiara nel centro storico di Padova. Allora Chiara, a te la linea, con te Cristian Roque Allende, buongiorno. Un buongiorno da Padova, cittadini ma anche negozianti alle prese con i rincari che sono generalizzati. Siamo entrati con il collega Cristian Roque Allende in alcuni negozi di Prato della Valle, questa splendida piazza della città di Padova, e abbiamo avvicinato anche i commercianti che tutti i giorni sono qui con i loro banchetti di frutta e verdura. Abbiamo sentito anche alcuni cittadini. Allora vi proponiamo le loro voci e vediamo quali sono i prodotti che sono aumentati di più. Sentiamoli. Aumento dei prezzi? Certo. Dove? Che cosa in modo particolare? Tutto. Se va al supermercato, cioè, non ci arriva con i soldi perché è troppo costoso, è andato su tutto. Lei come si sta regolando? C'è delle volte che non... Si devo prendere una roba che non è di tanto necessità, lo faccio, se no devo andare avanti. Insomma, ha fatto qualche taglio? Certo. Sì, frutta e verdura. Ha qualche prodotto che così ricorda e che insomma le pare sia aumentato più del resto? I finocchi, anche le zucchine, il broccolo, in generale. Mi pare che è un po' tutto aumentato. Lei poi usa la bici, quindi no, la benzina non la tocca molto? No, la benzina la uso, cioè la macchina la uso e sì, anche quella è aumentata, in effetti, ultimamente di più anche. Prezzi aumentati in generale, ha avuto dei ritocchi anche nel suo negozio? Sì, ho avuto dei ritocchi, sono stato costretto a fare dei ritocchi, mio padre soprattutto, e nella varia gamma, dai liquori alle caramelle, e quindi sì. Sa quantificarmi di quanto all'incirca? Ma stiamo parlando di... allora io non me ne intendo molto perché è mio papà che si occupa di questo, ma siamo all'intorno dei 40 centesimi, dipende dal prodotto, perché c'è il prodotto che ha bisogno di, per essere prodotto ha bisogno di più energia, quindi qualche 40 centesimi in più,
qualche euro. Prezzi cresciuti soprattutto di frutta e della verdura, anche per voi? Ma dipende dal mercato ortofrutticolo tua. Noi compriamo tutto ora e d'altronde se loro aumentano noi siamo costretti ad aumentare. Ecco, sono cresciuti molti anche i prodotti di stagione, per esempio, che ne so, le pesche, le nocipesche, o sbaglio, è una sensazione palpabile quando si va a fare la spesa? Il problema è che purtroppo c'è stato il disastro dell'Emilia Romagna e adesso quelli che sono nei Bassi Italia lo sanno e così ci hanno speculato un po', ecco. Ascolti, i clienti come si stanno comportando? Acquistano? Comprano poco. Comprano il minimo indispensabile. Il prezzo del gelato ahimè è ritoccato quest'anno. Quest'anno è stato ritoccato 2 volte, l'anno scorso da 1,40, quest'anno abbiamo fatto 1,50, poi abbiamo dovuto riaumentare a 1,70, non abbiamo usato di più. Che cosa è accaduto? Perché questi aumenti? Le materie prime, uova, latte, zucchero e latte. Per noi è stato le materie prime che ci ha fatto aumentare il gelato. Se no non avremmo aumentato per niente. È faticoso aumentare il prezzo della pallina di gelato? Noi sì, noi non siamo di quelli che abbiamo prezzi molto esosi, però siamo stati costretti a farlo questa volta, perché noi facciamo una volta ogni 5-6 anni questa cosa qui, non la facciamo ogni anno. Ecco, come avete sentito, questa commerciante è stata costretta a ritoccare per ben 2 volte il prezzo della pallina di gelato, aumenti generalizzati. Direi che da Padova è tutto. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie a te Chiara, grazie a Cristian. Queste voci purtroppo sono lo specchio di quello che succede in tutte le città. Ci sono anche i comuni col fiato sospeso per le loro casse, le loro risorse. Ce ne parla Anna De Roberto, che vedo collegata in diretta da Cassugana, sede del municipio di Treviso, con il sindaco Mario Conte, che è anche presidente veneto di ANCI. Anna insieme ad Alberto Pivetta. A te la linea, Anna, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, siamo Palazzo Rinaldi, in realtà da poco fa c'è stata una firma importantissima che di fatto andrà a cambiare il volto della città. Sul piatto c'è un investimento da 20 milioni per far diventare Treviso davvero una città universitaria. Farei un passaggio con te su questo perché davvero è stato un momento emozionante. Abbiamo visto emozionato anche il rettore di Ca' Foscari, che pensate ha iniziato la sua carriera proprio qui come docente a contratto a Treviso ed oggi come rettrice ha salutato insomma la nascita di questo polo che porterà a breve dai 1.500 ai 6.000 studenti nella città di Treviso. Un passaggio su questo, sindaco, perché l'abbiamo vista particolarmente emozionata. Questa è una di quelle giornate che poi passa alla storia in chiave positiva per lo sviluppo della nostra città. Lo facciamo all'insegna dei giovani, della formazione, della cultura, delle università, in modo particolare oggi con un'università prestigiosa a livello mondiale che è Ca' Foscari, e lo faremo tra qualche mese anche con l'Università di Padova. Quindi una città sempre più universitaria che vuole assumersi delle responsabilità importanti per il futuro nei confronti proprio dei 2 atenei. Ci tengo però a ringraziare Fondazione Cassamarca, Dino De Poli in primis e il presidente Garofalo, che hanno fatto sì che oggi si possa parlare di Treviso e università, proprio perché c'è stata una visione parecchi anni fa da parte di Fondazione Cassamarca. Oggi le condizioni sono cambiate, Treviso inteso come comune diventa protagonista di uno sviluppo universitario direttamente con gli atenei, quindi ringrazio per il passato, li ringrazio per il presente, li ringrazio anche per il futuro, perché questa deve essere un progetto di comunità dove tutti siamo protagonisti. Oggi tra il pubblico c'erano tutte le associazioni di categoria, tutti gli ordini professionali, perché dopo il percorso di formazione sarebbe bello che questi ragazzi che arriveranno da tutta Europa e da tutto il mondo potessero sviluppare le loro potenzialità anche nelle aziende del territorio. Allora attenzione, vi abbiamo dato la cifra dei 20 milioni perché all'interno di questi 20 milioni ci sono 6 milioni che dovrebbero arrivare dal PNRR. Qui mi aggancio alla tua domanda iniziale, Lina, perché sono fondi che serviranno ad esempio per mettere le mani alla caserma Salsa, che è uno dei luoghi che potrebbero ospitare questi famosi studenti. Ieri Fitto ha rassicurato i sindaci. Questa domanda gliela faccio come presidente di ANCI Veneto. Sono rassicurazioni che vi bastano?
e anche la biblioteca Zanzotto vedrà un intervento di raddoppio attraverso i fondi PNRR. Allora, le rassicurazioni verbali sono certamente importanti e ci fanno stare un po' più sereni. C'è da dire che quando si parla di copertura finanziaria poi servono gli atti formali, perché diversamente si rischia la paralisi dello sviluppo di questi progetti. Devo dire però, per correttezza di informazione nei confronti dei nostri cittadini, che ad oggi le progettualità in campo per la città di Treviso stanno proseguendo regolari nei tempi e nelle caratteristiche. Allora c'è un'altra questione di cui lei si sta occupando come Presidente ANCI ed è il tema dei migranti. Migranti insomma, che stanno arrivando, continuano ad arrivare, le proporzioni degli arrivi sono ancora più alte, si parla di 1000 a settimana. E dove si possono mettere? Lei da subito si è detto contrario agli hub, quindi stop a Casi Serena, Zaia aveva detto mai più Cona. Ma se arrivano, perché arriveranno, che succede? Sì, dobbiamo lavorare tutti insieme al governo per mettere la parola fine a questi arrivi che stanno creando davvero tante difficoltà, soprattutto da un punto di vista gestionale, perché questa è un'emergenza umanitaria certamente, ma con dimensioni spropositate. Quindi l'invito che faccio al governo Meloni, è quello di intensificare i rapporti a livello internazionale per mettere la parola fine, per evitare che queste persone affrontino anche viaggi molto pericolosi che molte volte finiscono in tragedia. La realtà dei fatti in questi giorni però è che nei nostri territori ne stanno arrivando parecchi. L'obiettivo di quel protocollo, che è stato tanto discusso così come tanto sostenuto, è quello di creare una cabina di regia e una condivisione di intenti, cioè a fronte di un'emergenza ognuno faccia la sua parte. L'obiettivo era quello di evitare maxi centri di accoglienza come la Caserma Serena, come Cona, come Bagnoli, o evitare situazioni come quelle spiacevoli, antipatiche, che non devono più succedere, come quella di Vicenza, dove i richiedenti asilo sono stati scaricati in una piazza. Oggi noi chiediamo responsabilità. C'è posto a Treviso per ospitarli? Ma Treviso è una di quelle città che sta già facendo tanto da un punto di vista dell'ospitalità, anzi troppo, tanto che in queste ore sono costretto a dire basta, nel senso che la Caserma Serena è arrivata a superare le 500 unità, quindi pensate cosa significa con questo caldo, 500 persone tutte all'interno dello stesso spazio, con religioni diverse, etnie diverse, caratteri diversi. Quindi lei ha detto no al prefetto? No, il prefetto non mi ha ancora convocato per ulteriori richieste, però c'è da dire che la Caserma Serena con il ministro Salvini era arrivata ad avere 180 persone, oggi con il governo Meloni siamo tornati ad avere 500 persone, quindi è evidente che la città di Treviso si sta facendo carico di questa accoglienza in modo sicuramente troppo impegnativo e con delle condizioni che noi riteniamo molto rischiose. L'appello che faccio è quello di essere tutti responsabili, nel senso che se noi riusciamo a distribuirli nel territorio, pochi numeri per tanti comuni, sicuramente tutto diventa più semplice, diversamente subiremo le scelte dei prefetti. Ecco Lina, sei ancora pochissimi secondi, vorrei fare un ultimo passaggio con Mario Conte, Presidente ANCI, perché prima lei ha parlato di rischio tendopoli, non a Treviso ma insomma anche in altre città del Veneto. È evidente che i prefetti da qualche parte queste persone le devono mettere, se non ci sono degli immobili la soluzione estrema è la tendopoli. Il protocollo nasceva con l'obiettivo di evitare questo, però quel protocollo prevede l'impegno da parte di tutti, poco impegno da parte di tutti. Se ci sarà questa risposta riusciremo secondo me a far fronte a questa emergenza, se non ci sarà la risposta subiremo le scelte dei prefetti e poi chi piangerà e chi riderà. Ecco Lina, se non hai altre domande io da Treviso, Palazzo Rinaldi restituisco la linea. Grazie Anna, grazie al sindaco Mario Conte, scenari naturalmente che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma si stanno già di fatto concretizzando con l'arrivo di molti altri migranti. Vedremo anche su questo come si comporteranno i comuni. Allora vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il nostro ospite, il dottor Giorgio Arcara, che è vice direttore scientifico dell'ospedale San Camillo. Buongiorno dottore. Buongiorno. E ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a lei, perché le ho chiesto di intervenire perché mi ha incuriosito un tema che sta in qualche modo prendendo piede. Allora, sappiamo che di intelligenza artificiale si fa un gran parlare in molti settori, anche quello giornalistico d'altro canto, ma se ne parla anche in medicina. Non stiamo parlando solo di telemedicina, insomma. Quale ruolo può avere l'intelligenza artificiale in sanità e se può essere anche un'opportunità positiva per il futuro? Allora, l'intelligenza artificiale è una tecnologia, questo è un punto di partenza e come tutte le tecnologie sono sempre un'opportunità, possono essere positive o negative, dipende dall'utilizzo che se ne fa. In questo caso penso che di recente c'è stato un grande interesse a un certo tipo di intelligenza artificiale, perché ci sono vari modi con cui questa viene utilizzata, che è quello dei cosiddetti modelli linguistici di grandi dimensioni, che sono fondamentalmente dei sistemi che permettono di generare del testo in maniera simile intelligente. Posso per esempio chiedere a un sistema di intelligenza artificiale di generarmi una canzone, inventare una canzone, o di scrivermi un articolo giornalistico, visto che lo citava. Cosa c'entra questo con la medicina? Lo stesso può essere utilizzato, per esempio, per dare supporto alle diagnosi. Io potrei utilizzare uno di questi modelli linguistici intelligenti chiedendo: guarda, ho un paziente che ha questi sintomi, ha un mal di testa da 5 giorni, ha la febbre alta, ha difficoltà a deambulare. Qual è la diagnosi più probabile? Questi modelli che generano testo possono essere utilizzati per rispondere a domande di questo tipo. E questo, come puoi immaginare, è un'innovazione incredibile come potenzialità. Attualmente noi siamo abituati a cercare su Google, ma Google che cosa fa? Ci rimanda a delle pagine esistenti. Questi modelli permettono invece di creare nuove risposte, nuovo testo, ed è sicuramente una grande opportunità. Senta, caliamolo un po' nella vita quotidiana delle persone, guardando molto avanti, certo, non necessariamente al presente, dottore, ma l'intelligenza artificiale può davvero fare una diagnosi su un paziente? Allora, questo no, per definizione quasi. Per definizione legale la diagnosi va fatta dal personale medico. Così come cercare su internet, trovare una pagina che descrive esattamente i sintomi, non vuol dire avere una diagnosi. La stessa cosa, utilizzare un modello che genera del testo può essere molto utile, perché riesce a capitalizzare su tutte le informazioni che sono contenute in un enorme numero di pagine internet, in un enorme numero di testi, ma alla fine la diagnosi verrà sempre fatta dal personale sanitario, molto spesso il medico. Quindi questo non è un reale rischio, perché la definizione della diagnosi è quasi sempre legale, e quindi non lo intravedo come una reale problematica. Il problema è, sovrastimare il tipo di informazioni che ci possono dare questo tipo di sistemi e dimenticarsi che invece è sempre importante la supervisione umana. Certamente, però quello che può essere interessante è una sorta di accompagnamento che può dare questo strumento, no? Cioè un seguire i pazienti per quello che può essere utile in tempi in cui tra l'altro sappiamo che c'è anche una problematica nel rintracciare, nell'avere fisicamente personale sanitario. Allora, assolutamente. Alcuni dei sistemi che io ho menzionato adesso, questi di intelligenza artificiale, della generazione di testi, possono anche essere usati per esempio come dei chatbot, è il termine tecnico, cioè una specie di interlocutore virtuale con cui io posso parlare, per esempio, per avere dei consigli. Lì l'argomento è un po' più spinoso, se volete, perché diventa un po' più difficile capire il confine di quando arriva un consiglio da parte di questi chatbot, che in ambito medico è sempre un poco delicato, però sicuramente possono essere uno strumento, per esempio, per facilitare il raccogliere le informazioni, il facilitare l'interazione con il medico in un secondo momento o altri compiti di questo tipo.
Ecco, per cui voi dal vostro punto di vista, per vostra esperienza al San Camillo, so che siete molto attenti a quello che la tecnologia può offrire, ma d'altro canto lo abbiamo visto appunto anche con l'avvio della telemedicina, si è anche costretti a un certo punto, no, a esplorare nuove frontiere in questo senso. Fin dove può arrivare la medicina digitale? Cosa state già sperimentando? Allora, sicuramente quello che è, secondo me, l'aspetto più importante che fornisce la medicina digitale è accorciare le distanze, senza necessariamente tirare in ballo l'intelligenza artificiale, quindi avere dei sistemi informatici come delle app, sistemi tramite applicazioni al computer che permettano di ottenere più rapidamente referti, semplificare le interazioni con i medici e con l'altro personale sanitario, sono un'opportunità estremamente importante, soprattutto in questo periodo storico in cui c'è una carenza generale di personale sanitario in Veneto, ma in Italia in generale, che si fa sentire. E questa è una tecnologia che può aiutare, può supportare, togliendo quella parte di lavoro che non necessariamente richiede la presenza di personale. Ma c'è sempre un punto in cui comunque serve l'occhio del personale clinico e questo ci deve far sentire sicuri. Senta, e i pazienti come prendono queste piccole novità che interessano naturalmente anche il mondo del digitale? Allora, dipende, la risposta molto cauta mia è questa, perché soprattutto negli ultimi anni si è intravisto sempre di più la potenzialità di come anche banalmente uno smartphone può accorciare le distanze tra un paziente anziano e la famiglia. Adesso c'è sempre meno scetticismo nell'utilizzo di questi sistemi, anche perché stanno diventando sempre più simili. Fare una videochiamata con un medico non è tanto diverso da fare una videochiamata con un proprio parente, con un proprio familiare. E in questo senso, secondo me, si sta intravedendo sempre di più la potenzialità e sta riducendosi lo scetticismo nei confronti di questo tipo di tecnologia. È anche vero che molte persone preferiscono sempre, tuttora, l'incontro di persona, che molto spesso è comunque un aspetto fondamentale nella in genere sono medica. gli anziani, dottore, no? Mi viene in mente, insomma, quelli Certamente. che sono magari più restii, ecco, e che vorrebbero sempre avere, anche se non è possibile, lo vediamo con quello che succede nella medicina di base, Esatto. sempre avere questo confronto, no? Esattamente, è proprio questo. Di solito le persone più anziane sono quelle un poco più resistenti a certi sistemi in particolare, per esempio alle email, quelle che richiedono il testo. Ma la medicina digitale non è soltanto questo, non è soltanto mandare email, può essere anche utilizzare altri strumenti che potrebbero essere più utilizzabili. C'è da dire che noi, per esempio, in ambito di ricerca abbiamo particolare attenzione su questo aspetto, e anche nelle fasi di sviluppo tendiamo ad includere le persone che saranno gli usufruttori di questo tipo di tecnologia, in questo esempio gli anziani, per cercare di capire che cos'è che loro vogliono, cosa si aspettano e che cosa accetterebbero di più. Certamente, allora insomma si tratta solo di stare ad aspettare quelle che sono evoluzioni, ci par di capire, anche inevitabili in qualche modo. Esattamente, sono già qui. Dottore, è stato gentilissimo, grazie per aver aperto questa finestra su questo tema molto interessante che ci coinvolgerà, come ha detto, tutti. Saluto e ringrazio allora Giorgio Arcara, vice direttore scientifico dell'ospedale San Camillo, e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Grazie a lei. Allora il dottore accennava al rapporto umano che, al di là delle diagnosi, è anche proprio una caratteristica, insomma, da cui quasi nessuno vuole più prescindere, soprattutto in ambiti così delicati, quando c'entra la salute. Allora vi raccontiamo la storia di Anthony Civolani, che è un padovano che vuole ritrovare proprio la persona che gli ha salvato la vita in passato. Sentiamolo. Esattamente 20 anni fa, la notte tra il 31 luglio e il 1 di agosto del 2003, Anthony Civolani rimase coinvolto in un tremendo incidente stradale all'uscita del Cineplex di Due Carrare in strada Battaglia. Ha rischiato di morire, ma è stato salvato da una dottoressa che stava andando al cinema e gli ha prestato i primi soccorsi. Ora Anthony vuole ritrovare questa persona per poterla finalmente ringraziare. Ho fatto un incidente gravissimo contro un'auto, mi sono schiantato e praticamente è successa un'emorragia a tutta la gamba, e mi hanno raccontato, dopo il risveglio dal coma,
che quella notte casualmente in coda c'era una dottoressa, una pediatra, io ho solo queste informazioni molto frammentarie, era una pediatra che era lì, è andata al cinema e quindi prontamente ha corso e si è messa a disposizione, è riuscita a applicarmi il laccio emostatico, permettendo così all'ambulanza di arrivare in tempo e non morire dissanguato. E quindi ho solo queste informazioni, era una pediatra, probabilmente lavorava o all'ospedale o può darsi anche avesse uno studio e che era lì quella notte per caso. Queste le poche informazioni che possiede Anthony. Quella notte non ricorda nemmeno il volto della pediatra perché era incosciente. Anthony oggi ha 50 anni, a causa dell'incidente ha perso la gamba, ma l'intervento della dottoressa lo ha salvato. Vorrei lasciarmi alle spalle anche il dolore, vorrei abbracciare questa persona e ringraziarla, è un angelo che viene dal nulla, insomma, quindi vorrei ringraziarla perché poi grazie a lei ho potuto vivere altri 20 anni, cioè, se no non ci sarebbero stati neanche questi 20 anni. L'appello sta circolando, il mondo della sanità padovana sta cercando di trovare questa pediatra. Ecco le parole di Anthony. Se sei qui in ascolto e se per caso qualcuno potrebbe conoscerti o che lavorava in pediatria di Padova o che è una pediatra di Padova nel 2003, notte tra il 31 luglio e il 1° di agosto, se si ricorda di aver salvato una persona in un incidente in moto, strada battaglia, io sono qua che ti aspetto. Questo dunque è l'appello di questo padovano. Allora noi riprendiamo dalla cronaca nera, torniamo sull'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. Sapete, vicenda salita alle cronache nazionali perché si ritengono mandanti il marito e l'attuale compagna. Ecco, Enzo Lorenzon, che ha 79 anni, e la compagna di Lazy Guzman di 31 rimangono in carcere. Il giudice ha deciso di rigettare la richiesta degli arresti domiciliari. Nessuna misura alternativa al carcere, nemmeno con il braccialetto elettronico, per Enzo Lorenzon, 79 anni, e l'attuale compagna di Lazy Guzman, 31 anni, domenicana, accusati di essere i presunti mandanti dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua casa a Conegliano, colpita alla testa e poi soffocata. Il GIP Marco Biagetti ha deciso di rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, motivi sanitari e di età alla base dell'istanza del difensore Fabio Crea per Lorenzon. Tuttavia il giudice ha ritenuto al momento di mantenere la custodia cautelare in carcere, ma ha fissato l'inizio di operazioni peritali per verificare lo stato di incompatibilità, quindi la interpreto in maniera piuttosto interlocutoria e quindi, se devo dire, anche prospetticamente positiva come ordinanza. Il GIP Marco Biagetti ha fissato comunque un nuovo esame medico sul 79enne che sarà effettuato il prossimo 5 settembre. Intanto venerdì prossimo ci sarà la discussione al Tribunale del riesame. Noi andiamo non solamente per una rivalutazione delle esigenze cautelari, noi andremo al Tribunale del riesame per una richiesta di rivalutazione di tutti gli elementi costituenti il profilo di gravità indiziaria, quindi sostanzialmente quelli che sono gli elementi di prova che sono stati portati a supporto dell'ordinanza di custodia cautelare. Questo vale per tutti e tre i suoi assistenti? Assolutamente sì. L'avvocato Crea assiste non solo Lorenzon ma anche i 2 domenicani arrestati dai carabinieri, uno per aver fatto da intermediario, l'altro accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio. Ha rivisto Lorenzon in questi giorni? Lo ha sentito? L'ho visto stamattina, era abbastanza ancora sconcertato dal fatto di dover rimanere in carcere, sia per la professione di innocenza ma anche per le sue condizioni di salute. Dal suo punto di vista è piuttosto difficile accettare che debba stare ancora in carcere, soprattutto ritenendo insussistente il pericolo di fuga. Anche di Lazy Guzman rimarrà in carcere. Per lei l'avvocato Giuseppe Pio Romano aveva chiesto gli arresti domiciliari per motivi familiari. La 31enne ha infatti un figlio che in questo momento è ospite presso un'amica della donna. Anche nel suo caso permangono i rischi di fuga e di inquinamento probatorio. Ora da Padova la incredibile vicenda che ha avuto come protagonista un capotreno sfiorato solo per puro caso da un proiettile partito da quella che sembrava una penna, in realtà era una pistola.
Sembrava una semplice penna, in realtà era una sorta di pistola vera e propria. A scoprirla, insieme ad altri oggetti abbandonati, il capotreno di un convoglio della tratta Piacenza-Milano, che mentre la manipolava faceva partire inavvertitamente un colpo con la pallottola che sfiorava l'uomo, salvo per pura fortuna. Gli agenti della Polfer iniziano così le indagini e risalgono a un 28enne di origini pugliesi residente a Padova. Durante l'ispezione all'interno della sua abitazione, i poliziotti trovano, nascosta nell'armadio della camera da letto, una seconda penna pistola clandestina con un colpo in canna e 7 proiettili calibro 22. Composta da un cilindro di metallo assemblato con un meccanismo a scatto e una canna ove è possibile collocare i proiettili, la penna è micidiale. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e denunciato per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. La penna pistola è sempre più diffusa, specie nelle città del sud. Non si ha notizia di colpi messi a segno con questo tipo di arma nel padovano, tuttavia si sospetta un principio di diffusione anche nelle nostre zone. Davvero incredibile questa vicenda. Ora dovrebbe essere pronta da Vicenza la nostra Luisa Bertini per parlarci del ponte provvisorio di Debba. Oggi l'inaugurazione, dunque la viabilità riparte dopo un anno di chiusura tra i due quartieri di Riviera Berica e San Pietro in Trigogna. Il ponte provvisorio resterà un anno, serve a ripristinare la circolazione di un nodo che è focale. Allora Luisa dovrebbe essere in diretta con il consigliere delegato Alessandro Marchetti. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Alessandro Marchetti, consigliere comunale che da sempre segue il progetto di Debba. Noi adesso siamo proprio sul ponte, il ponte provvisorio, anzi la invito a varcarlo perché siamo i primi a camminare sopra al ponte provvisorio che proprio oggi viene inaugurato. Un ponte che permette di ripristinare la viabilità tra due quartieri e quindi la viabilità nodale, San Pietro in Trigogna e Debba. Sì, proprio così, oggi verrà riaperto al traffico veicolare. Questo passaggio molto importante, ormai da un anno che è chiuso il ponte del 1885 che consentiva di congiungere queste due sponde del Bacchiglione. La popolazione attende da molto tempo questo momento perché chiudere questa arteria significa dividere delle zone che sono storicamente molto unite, perché questo comunque è un ponte che sopporta un traffico locale e il traffico pesante non può accedere, però le persone frequentano le scuole, i negozi, le parrocchie e quindi lo scambio tra le due sponde è storicamente molto intenso. Parliamo di costi per la realizzazione di questo ponte provvisorio, per la manutenzione anche del vecchio, perché adesso per un anno il ponte provvisorio servirà appunto a permettere il restauro del vecchio ponte. Sì, il noleggio di un anno di questo ponte Bailey ammonta a euro 170.000, 320.000 sono stati spesi per preparare il basamento che ha consentito l'appoggio del ponte. Adesso verrà restaurato anche il vecchio ponte in ghisa e la spesa è prevista di 200.000 euro finanziati dai fondi del PNRR. Ecco, io ringrazio il consigliere Alessandro Marchetti e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al consigliere. Questa dunque è la novità che arriva da Vicenza. Ci spostiamo di poco, andiamo a Cartigliano per rivedere le immagini meravigliose del cucciolo di macaco che è stato recuperato dopo un furto avvenuto l'altra notte al Parco Cappeller. Le indagini naturalmente da parte dei carabinieri sono in corso perché ne era stata denunciata la scomparsa e tutto fa pensare che ad agire sia stato una sorta di comando, 4 persone per portar via questo cucciolo alla mamma, al papà e a tutto il gruppo di questi animali che hanno lottato per impedire che venisse portato via il cucciolo. Vediamo.
Lo stringe forte con la mano che lo accarezza e lo protegge. Sono tornati a essere inseparabili Forrest e la sua mamma. Il piccolo macaco, un mese circa, nella notte tra domenica e lunedì è stato letteralmente strappato dalle sue braccia a furia di botte che non hanno risparmiato nessuno dei 6 macachi presenti al parco faunistico Cappellerra. Dopo gli accorati appelli lanciati via social, il cucciolo, che proprio in omaggio ai suoi soccorritori è stato ribattezzato Forrest, è stato consegnato ieri pomeriggio ai carabinieri da un uomo che lo aveva trovato nel centro di Favaro Veneto in una gabbia all'interno di un sacco. Da qui la telefonata al parco e il ritorno a casa. Era difficile reintrodurlo in un gruppo, anche perché il piccolo aveva comunque altri odori, non è mai facile reintrodurre un individuo all'interno di un gruppo. È andato tutto bene nella reintroduzione, la mamma l'ha preso subito con sé. Anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa e il respiro inizialmente, appena la veterinaria, uno dei titolari si sono recati dai carabinieri, non era bellissimo. Sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che vada tutto a buon fine e si rimetta presto. Giornate difficili per il gruppo di macachi, sono stressati, terrorizzati, pieni di ematomi dopo le botte ricevute forse con un bastone dai ladri che sono entrati dopo aver tranciato questa rete. Animali particolari, i macachi, che anche gli addetti del parco trattano con attenzione. Di Forrest, che non era mai stato avvicinato dal momento della nascita, fino a ieri non si conosceva neppure il sesso. Per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi. Indagini sono in corso per capire chi possa essere il responsabile di un'azione così malvagia. L'auto dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del parco. Il video è già stato consegnato ai carabinieri. Il primo furto di animali subito dal parco Cappellerra. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: perché? Perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma? Non sappiamo. Davvero una domanda che ci facciamo tutti. Allora, lasciamo questa pagina, andiamo a un altro tema che fa discutere in queste ore, perché sapete che appunto proprio da queste ore è reso obbligatorio ai distributori di carburante, ai benzinai, di esporre il famoso cartello col prezzo medio regionale dei benzina e diesel e GPL previsto. I gestori sono contrari, lo hanno detto fin da subito. Andiamo a sentire il rappresentante della categoria trevigiano, Moreno Parin. I problemi più grossi li hanno in assoluto i gestori che vendono con la sola modalità servito, che sono obbligati ad esporre un prezzo medio relativo al self-service, quindi un prezzo assolutamente inconfrontabile. Quindi ovviamente avendo 10 o 20 centesimi di differenza sicuramente saranno subito segnalati alla Guardia di Finanza. E le segnalazioni alle fiamme gialle sui presunti furbetti dei prezzi incentivati dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rischiano di non tenere conto della diversità di prezzi relativi a dove le pompe sono situate. Prezzi che variano a seconda che queste siano in zone montane, più difficilmente raggiungibili rispetto alle aree pianeggianti. Da qui i dubbi della categoria. Certo che quando il ministro D'Urso va a dire chiaramente a tutti quanti: guardate il prezzo, se trovate che quel di più sia scorretto, chiamate noi o la Guardia di Finanza. Non ha specificato quanto di più, perché se poi il di più è un centesimo lasciamo perdere, ma se un cliente per di più si intende anche un millesimo, veda lei. Nessuna segnalazione rilevante pervenuta nella prima giornata di obbligo di esposizione del prezzo medio dei carburanti. Da parte dei benzinai però una forte presa di posizione nei confronti del provvedimento. Noi provvederemo quanto prima a una segnalazione all'antitrust nazionale, ma soprattutto comunitario, perché in ogni caso questo cartello è anticoncorrenziale. Cioè un libero mercato imporre agli operatori economici che hanno il prezzo libero in mano, premesso che i gestori non ce l'hanno, molti impianti sì, è tutto fuorché concorrenziale e non dà chiarezza.
Automobilisti e anche comuni alle prese con i danni dal maltempo. Sapete che tra l'altro tra giovedì, tra domani sera e venerdì ci sarà un nuovo peggioramento, quindi grande attenzione. Nel frattempo si fanno i conti con i danni già provocati in particolare dalla grandine nel territorio regionale. Allora andiamo da Monica Smiderle, perché a Tezze sul Brenta, uno dei comuni più colpiti, siamo nel Bassanese, si fa una conta milionaria davvero di decine di milioni di euro di danni. Allora Monica con Andrea Benetti. A te la linea, Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dal municipio di Tezze sul Brenta, con me il sindaco Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco, sono passati 14 giorni esatti dalla grande tempesta, la grande bufera che ha duramente colpito le frazioni di Campagnari e Stroppari. È il momento della conta dei danni, scade il 4 agosto il termine per presentare appunto la quantificazione dei danni alla protezione civile regionale. Sindaco, a che punto siamo a Tezze sul Brenta? Noi abbiamo già spedito alla Protezione Civile regionale la nostra stima dei danni, sia per quanto riguarda la parte pubblica, sia per quanto riguarda la stima sommaria dei danni che hanno subito sia le residenze sia le attività produttive. L'abbiamo spedita qualche giorno fa. L'abbiamo fatta per quanto riguarda scientificamente, per quanto riguarda la parte privata. Difatti con l'utilizzo del sistema informatico territoriale abbiamo individuato gli edifici che hanno subito danni nell'area interessata, che sono quasi 1500, e 1130 sono invece gli edifici produttivi che hanno subito danni. Se noi applichiamo a questi superfici delle coperture il preziario regionale, complessivamente abbiamo una stima dell'uno e dell'altro, cioè privati residenziali e privati industriali, di circa 70 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il danno al patrimonio pubblico, scuola elementare di Campagnari da rifare completamente la copertura, gravi danni anche agli impianti sportivi e centro anziani di Campagnari, danni ingenti anche per la piscina e poi danni minori alle scuole elementari e medie di Belvedere, circa 700.000 euro complessivamente il danno stimato. 71 milioni di euro di danni. Pensate che sono state colpite da questo gravissimo evento quasi 1900 famiglie del comune di Tezze su 5.000. Sì, un terzo quasi delle famiglie di Tezze sul Brenta sono state colpite da questo evento, quindi un danno economico ingente e anche una preoccupazione sociale, perché adesso bisogna rimediare, e nella speranza che si possano trovare le risorse e anche gli aiuti finanziari per poter rimediare a questo grave danno. Sono 1900 famiglie, sindaco, che aspettano un risarcimento, comunque un aiuto da parte della Protezione Civile. Sì, ecco, ripeto quello che ho già detto nei giorni scorsi. Noi dobbiamo attendere che ci vengano date delle istruzioni, delle informazioni da parte della Regione o da parte dello Stato, perché al momento quello che ci è stato chiesto abbiamo fatto e adesso siamo in attesa, nella speranza che arrivino dei ristori per poter aiutare le nostre famiglie. Sono ancora giorni di grandissimo lavoro qui nelle frazioni di Campagnari e Stroppari, sono praticamente cantieri continui e noi vi racconteremo quello che sta accadendo nei nostri telegiornali. Io ringrazio il sindaco di Tezze Luigi Pellanda e grazie a lei sindaco e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie al sindaco, grazie ad Andrea Benetti. Allora, un'altra ospite collegata, sono molto contenta, eccola qua. Buongiorno Barbara Pozzobon, neocampionessa mondiale di nuoto ai mondiali in Giappone. Buongiorno. Ben trovata Barbara e complimenti. Grazie mille. Allora, abbiamo voluto questo collegamento intanto perché Barbara è proprio del nostro territorio, no? Di Macerata sul Piave. Non sei nuova a successi, perché sappiamo che ne stai inanellando davvero tantissimi in questi ultimi anni. Hai cominciato da giovanissima a vincere in una specialità, il nuoto di fondo, si chiama così, che non è proprio quello che siamo abituati a vedere più spesso, no? Di solito siamo abituati anche in televisione a vedere quello in basca.
Esatto, io ormai faccio nuoto di fondo da qualche anno e sono appunto appena tornata dai mondiali di Fukuoka, dove sono riuscita comunque a vincere un oro con la staffetta, e è una disciplina completamente diversa dal nuoto in vasca ed è molto più affascinante, è uno sport molto di situazione, quindi ti dà un sacco di possibilità, un sacco di nuovi stimoli. Si fa in acque libere, si fa al mare, per capirsi come funziona esattamente? Esatto, sì, le distanze vanno dalla 5 alla 10 e fino all'anno scorso c'era anche la 25 km, che era appunto la mia gara dove ero riuscita a vincere qualche medaglia. Quest'anno però mi sono dovuta un po' riadattare perché è stata tolta la 25, quindi mi sono buttata in una 5 km. È uno sport che si fa in mare, in lago, in fiume e niente, è una gara a circuito e si parte tutti insieme, comunque c'è tanta gente, uno sport di contatto, uno sport diverso, ecco. Stiamo vedendo delle immagini di repertorio che ti hanno riguardato in passato, perché naturalmente immagino che l'impatto con l'acqua sia di altro genere, insomma ci sono anche da governare correnti, c'è la forza dell'acqua anche da gestire, e poi naturalmente a chiunque di noi viene in mente che sono tanti chilometri, insomma è uno sport di fatica, come poi è il fondo, la corsa o lo sci di fondo. Esatto, è uno sport, sì, appunto come dicevi tu, di fatica, e ci alleniamo parecchio, facciamo più o meno 80 km a settimana con 9 sedute di acqua e 3 di palestra. Io ormai mi sono trasferita a Roma, vivo nel centro federale per poter svolgere al meglio questo sport, perché comunque è uno sport che ti richiede di essere sempre presente, è uno sport anche che mentalmente è faticoso, quindi bisogna dedicarsi completamente al 110%. Senti Barbara, se ce l'hai addosso ci mostri la medaglia conquistata in Giappone? Certo, ce l'ho qui, eccola. Oh, luccica, vediamo una bella luce dorata. Raccontaci che emozione è stata conquistare questa medaglia. Ma è stata un'emozione unica, diciamo che non sapevo neanche io più cosa dire perché sì, un po' ce l'aspettavamo, insomma, sapevo che potevamo vincere, lo sapevamo, l'abbiamo pianificato nei minimi dettagli, però poi arrivare lì comunque, appunto come dicevo prima, è uno sport di situazione, quindi ogni frazione è diversa, ci sono 1000 imprevisti e per quanto si possa pianificare tutto alla perfezione poi è un attimo che le cose non vadano. In realtà siamo riusciti a fare ognuno del nostro meglio e siamo riusciti a ottenere appunto questo primo oro dopo 21 anni che insomma eravamo tutti senza parole, ecco. Siete una squadra fortissima perché insomma ci sono in questa staffetta, in questi 4 nomi, oltre al tuo, insomma Gregorio Paltrinieri, Acerenza, insomma ci sono dei nomi che tutti conosciamo ormai proprio per i successi e ci voleva, come dici, anche per come stava andando il mondiale, no? Questa medaglia. Esatto, è stata abbiamo iniziato magari non benissimo perché comunque si aspettavano più medaglie, però penso che l'abbiamo finito nel migliore dei modi e questa medaglia ci dà la carica per ripartire il prossimo anno al 100%, consapevoli del nostro livello, di dove siamo arrivati quest'anno e ripartire da qui per il prossimo anno. Ecco, quali sono i tuoi progetti allora Barbara? Beh, intanto hai intenzione di tornare a casa prossimamente oppure no? Sì, ora abbiamo sabato l'ultima gara di Coppa del Mondo a Parigi, che sarà la gara preolimpica, quindi la facciamo dove vedranno fatte il prossimo anno le Olimpiadi e poi dal 6 sarò in vacanza e il prossimo anno si ricomincia i primi di settembre perché poi a dicembre c'è una gara di selezione, sempre una Coppa del Mondo che ci permetterà di selezionarci per i mondiali di Doha, che saranno un'ulteriore selezione per poter andare alle Olimpiadi. Quindi sarà un anno particolare. Sicuramente ti festeggeranno a Macerata, ma anche alla Natatorium, no? A cui sei particolarmente legata. Certo, lì alla fine quella è la mia casa, sono nata e cresciuta lì, quindi sicuro che quando torneranno a casa organizzeranno qualcosa. Quindi. Beh, insomma, abbiamo una campionessa mondiale. Senti, che sensazione ti fa parlare di Olimpiadi? È una sensazione strana, diciamo, un po' mi spaventa, però allo stesso tempo sono molto curiosa di quello che potrò fare, voglio mettermi in gioco, voglio provarci fino alla fine, anche perché ormai siamo in ballo, siamo in 4 ragazze e ne andranno solo 2, quindi bisognerà sgomitare per riuscire a qualificarsi.
Beh, tu hai sempre dimostrato una certa tenacia, no Barbara? Per cui noi facciamo il tifo naturalmente per te. Grazie. Sì, questa è la mia caratteristica principale, quindi di questo non mi spaventa niente. Certamente. Allora, prossimo appuntamento dopo le vacanze, abbiamo detto, prima Parigi, e quindi si testa quello che è la location, abbiamo detto, delle prossime... Esatto, e poi il prossimo sarà a dicembre, che sarà un po', diciamo, la gara dell'anno, che appunto bisogna passare la qualifica interna nazionale per poi poter andare ai mondiali di Doha. E lì passeranno le prime 13, andranno alle Olimpiadi. Tu come ti senti comunque? Sei fiduciosa? Sì, io sono molto fiduciosa, diciamo che questi mondiali in Giappone mi hanno dato una nuova consapevolezza di me, di quello che posso fare, anche perché quest'anno ho preparato la 10 km, poi mi sono ritrovata lì al mondiale a fare la 5, quindi è stata proprio un'incognita e anzi sono contenta di aver fatto la 5 perché mi ha dato un'ulteriore fiducia e capacità di quello che posso fare e appunto essendo una gara molto veloce, magari non nelle mie caratteristiche, però sono riuscita lo stesso ad arrivare lì con le altre, quindi questo mi fa ben sperare per una 10 km. Esatto, perché sei arrivata quinta, quindi un buon risultato, sì. No? Sì, una gara di altissimo livello, io non facevo una 5 km da anni, quindi buttarmi così è un po' con punto di domanda. È andata via un pochino la connessione, vediamo se si ricollega Barbara. Sparita la connessione da Roma, vediamo se riusciamo a recuperarla veloce. Sono molto contenta. Eccola qua. Barbara, c'è la connessione che va un po' e viene. Allora, grazie. Noi ti salutiamo e ti aspettiamo di persona se avrai voglia di venire in studio da noi quando torni per le vacanze. Certo. Benissimo. Volentieri. Complimenti. Grazie mille. Grazie a te, grazie alla tua mamma che ci ha dato il contatto e davvero un buon rientro. Barbara Pozzobon, neocampionessa mondiale nella staffetta mista ai mondiali in Giappone di nuoto di fondo. Allora, di sport che cambia, anche di regole nello sport che cambiano, ci parla il nostro Alex Giuliano che è uno specialista del settore con un esperto che spiega appunto come anche in questo settore occorra fare attenzione appunto alle nuove regole. Vediamo. Buongiorno a tutti, cerchiamo con questo collegamento di aprire una finestra sul mondo dello sport dilettantistico per provare a fare chiarezza. Questa è un'informazione, possiamo definirla quasi di servizio. Parliamo di riforma dello sport, parliamo di come sta cambiando ed è destinato a cambiare l'intero comparto sportivo, parliamo di insomma alcune di quelle tematiche che tengono banco e che ancora tuttora sono poco chiare. Con nostra compagnia c'è il dottor Enrico Savio, dottore commercialista e specialista nel settore. Dottor Savio, una riforma che è entrata in vigore ma insomma ci sono intanto alcuni aspetti da chiarire e poi entreremo velocemente nel merito con alcuni esempi, alcune casistiche proprio, ripeto, per avere una sorta di bignami, passatemi il termine, di una piccola guida operativa su come orientarsi all'interno di tutti questi cambiamenti. Certo, buongiorno a tutti. Allora, sì, la riforma dello sport è entrata in vigore il 1° luglio. Il decreto correttivo che del quale avete sentito parlare è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, ma il testo non è ancora stato pubblicato, quindi attenzione a tutti perché la norma ad oggi vigente è quella che conoscevamo già al 1/7. Allora entriamo proprio nelle varie casistiche velocemente per, lo ripeto ancora una volta, avere le idee più chiare. Riforma dello sport vuol dire un cambiamento radicale per quello che riguarda tanti soggetti coinvolti. Parliamo e partiamo dal lavoratore sportivo. Bene, sì, come abbiamo già detto in questa rete, dall'1/7 tutti coloro che svolgono l'attività lavorativa a favore di un'associazione o società sportiva in cambio di un compenso sono considerati lavoratori e ci sono 3 contratti, 3 tipologie, diciamo, 3 linee di lavoratori sportivi, lavoratori dipendenti, i co-co-co e i lavoratori con partita IVA. Attenzione che le semplificazioni che riguardano il co-co-co attualmente ancora non sono vigenti perché il decreto correttivo non è stato pubblicato.
Cosa cambia invece per quanto riguarda i dipendenti pubblici che insomma vogliono prestare servizio, diciamo così, all'interno di una società sportiva? Sì. Allora, per i dipendenti pubblici vi ricordo che ci sono due situazioni: il dipendente pubblico volontario, il quale dovrà inviare una semplice comunicazione alla sua amministrazione, e il dipendente pubblico non volontario, cioè lavoratore che percepirà un compenso anche ridottissimo in queste realtà sportive, che dovrà presentare la richiesta di autorizzazione. Il decreto correttivo, dal giorno in cui lo vedete pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introdurrà il principio del silenzio assenso, cioè se la tua amministrazione inviata la richiesta e non ti risponde entro 30 giorni, tu sei legittimato ad attivare questo nuovo lavoro. Tocchiamo gli ultimi due aspetti, perché sono tanti anche i direttori di gara coinvolti in questa riforma. Per loro cosa cambia? Per i direttori di gara, dal 1° luglio sono tutti contrattualizzati dalle proprie federazioni. Quello che cambierà sarà una semplificazione, sempre dalla data di entrata in vigore del decreto, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che permetterà alle federazioni di comunicare a blocchi trimestrali le manifestazioni alle quali questi hanno partecipato. Attenzione direttori di gara, perché avrete un tetto massimo di 30 manifestazioni partecipate al trimestre. E in chiusura tocchiamo anche l'argomento INAIL. Un lato positivo di questo decreto correttivo, se confermato nei testi che girano in bozza, sarà quello di evitare l'iscrizione INAIL per i co-co-co sportivi dilettantistici, quelli cioè che secondo il nuovo decreto correttivo faranno meno di 24 ore nelle realtà sportive dilettantistiche, che saranno coperti dall'assicurazione della tessera, cioè la famosa assicurazione derivante dal tesseramento sportivo, quindi una semplificazione. In questo caso una semplificazione, ma avrete capito che insomma sono tante le cose che cambiano. Per quello che riguarda il mondo del calcio diamo solo un dato velocissimo relativo al Veneto: non si segnalano cali di iscrizioni alla prossima stagione sportiva, ma il dubbio di tanti è che poi si arriverà magari a dicembre o alla fine dei campionati con grande sofferenza, perché spesso ci dicono non tutti sono preparati, quindi si tende magari un po' a sottovalutare anche i cambiamenti di questa riforma. Ma noi continueremo chiaramente a darvi aggiornamenti e delucidazioni. Da Bassano del Grappa con il dottor Enrico Savio è tutto, restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano, grazie al suo ospite. Allora, in chiusura una notizia positiva che arriva dai comuni. Fiori d'Arancio a Cadoneghe, dove ieri pomeriggio si è sposato il sindaco Marco Schiesaro con Giorgia Faulisi. A fine mese il bis con il matrimonio religioso in Costiera Amalfitana. Al braccio del papà, raggiante nel suo abito di pizzo bianco, Giorgia Faulisi entra nel municipio di Cadoneghe addobbato a festa per l'occasione, passando su un tappeto di petali di fiori. Ad attenderla il suo promesso sposo, il primo cittadino Marco Schiesaro. Una cerimonia all'ombra della grande quercia, quella celebrata dal vice sindaco Davis Vigolo, durante la quale i due giovani sposi hanno coronato il loro sogno d'amore e pronunciato trepidanti il loro sì dopo 7 anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio romanticissima, con lui inginocchiato e lei emozionatissima in Marocco un anno fa. Accanto ai due sposi le famiglie, i cittadini e tanti amici amministratori. Una felicità per i due giovani che raddoppierà il 30 agosto, quando i due si uniranno con il rito religioso nella chiesa della Contrada di Minuta di Scala in Costiera Amalfitana, terra d'origine della sposa. Allora siamo in chiusura, io ringrazio in regia Antonio Esposito e Simone Merlo, vi ricordo l'appuntamento col cinema perché dopo le previsioni del tempo e la pubblicità dalle 13:30 rimanendo con noi potrete vedere la pellicola Il Texano, un classico dei western di John Ford con John Wayne, Harry Carey Jr. e Ben Johnson. Prima di morire una madre affida il suo neonato a 3 banditi perché lo portino in salvo, una versione cinematografica del romanzo di Peter Kine, per cui non perdetevi Il Texano. Noi ci fermiamo qui, allora grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Adesso le previsioni del tempo particolarmente importanti, lo sappiamo, per il peggioramento previsto da giovedì. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.
Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Le previsioni per mercoledì 2 agosto. Sulle zone pianeggianti del Veneto cielo prevalentemente poco nuvoloso, su quelle montane tempo variabile con spazi di sereno più ampi fino al mattino e nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo occasionali piovaschi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 23 e 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia poco nuvoloso al mattino sulle coste e in pianura, nel pomeriggio in prevalenza sereno. In mattinata soffierà bora moderata a cui si alternerà la brezza pomeridiana. Non si esclude nel pomeriggio qualche locale rovescio. Temperature minime tra i 16 e i 22 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo molto soleggiato, al mattino locali nubi basse con scarsa nuvolosità fino al pomeriggio sera. Temperature minime tra gli 11 e i 22 gradi, massime tra i 23 e i 30 gradi. È tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.